Giornata molto bella con tempo stabile, quindi oggi puntiamo ad un 3000. L'escursione di oggi ci porta nel gruppo della Marmolada ed esattamente saliamo alla cima Ombretta Orientale. Il punto di partenza è il parcheggio nei pressi di Malgacciapela. Per affrontare al meglio la salita partiamo con una buona brioche. Siamo arrivati in questo posto carinissimo e tranquillo dove si trova Malgacciapela, dopo un breve cammino su strada asfaltata. Da qui proseguiamo e andiamo verso Malga Ombretta. Arrivati alla Malga Ombretta, ottimo punto ristoro con vendita di prodotti caseari. Continuiamo ora verso il rifugio Fagler. Siamo arrivati in un vero paradiso, ci troviamo al rifugio Fagler all'Ombretta, in fondo alla Valle Ombretta. Alle mie spalle potete vedere la cima Ombretta Orientale dove dobbiamo salire e quello sperone di roccia che si chiama Fungo dell'Ombretta. Inizia la parte più tosta. Dal rifugio Fagler andiamo adesso verso il passo Ombretta, sempre sul sentiero 610. Stiamo camminando ai piedi della Marmolada e in cima si può vedere il rifugio Punta Penia. Siamo quasi arrivati alla Forcella Ombretta. Un po' stanco. Arrivati a Passo Ombretta, siamo a quota 2007. Già dal passo il panorama è molto bello e ci manca un ultimo strappo per raggiungere la cima, all'incirca ancora un'oretta.
Poco distante dal passo si trova questo bivacco dal Bianco, con 9 posti letto. Ghiaione! In discesa è una bellezza, ma in salita un disastro. Siamo in vetta! Cima Ombretta Orientale, 3011 metri. Un panorama veramente suggestivo. Nelle vicinanze possiamo vedere il Gran Vernel, l'imponente parete sud della Marmolada con il rifugio Punta Penia. Si ha una bella vista su tutta la Valle Ombretta, il Pelmo, il Civetta e qui davanti il Gran Sasso Vernale. Adesso ritorniamo facendo lo stesso sentiero dell'andata. Far has never felt so far away than it does today. My dear, the world is spinning at a faster pace than I'm willing to face without you here. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last. Togliamo i sassolini. I sassolini. I'll start digging tunnels to you now. Discesa entusiasmante, sicuramente più divertente della salita di questa mattina. Ovviamente bisogna avere delle buone articolazioni. Continuiamo la nostra discesa al passo Ombretta e da lì ritorniamo al rifugio Faglie. Was like a day, but there's never been a storm that I couldn't chase, flames I couldn't face, earth I couldn't shake. When every road is closed and every flight has all but left, there ain't no buses that can bring me to where I saw you last, and all the bridges and all the towns have all but crumbled to the ground. I'll start digging. Arrivati al rifugio Faglie e adesso ritorniamo al parcheggio a Malga Ciapela.
qui a Malgacciapella concludiamo l'escursione e iniziamo la cena. No buses that can bring me. In questa escursione siamo rimasti affascinati dalla Valle Ombretta, questa valle incontaminata e selvaggia, e ancor di più dalla cima Ombretta orientale, perché ci ha regalato un bel panorama e ci ha dato modo di vedere l'altra faccia della Marmolada. Complessivamente il giro è impegnativo, per la lunghezza e per il dislivello. Il punto più faticoso è la salita su Ghiaione dopo il bivacco. C'è un tratto di sentiero attrezzato con cordino metallico che non presenta particolari difficoltà, ma bisogna fare un po' di attenzione. Oggi abbiamo fatto 2 simpatici incontri, questa mattina con una piccola biscia e nel ritorno con un bel gruppo di stambecchi. Punti di storo durante questa escursione sono la Malgacciapella, la Malga Ombretta e il rifugio Fallier. Come sempre vi salutiamo e vi diamo appuntamento Alla prossima! Talk behind my back. Whisper about me, how about that? Can't get enough, just like a drug. I guess I got a fan club. I am feeling way too pretty to even try to deal with petty little things like you. Go ahead and start.